Mattinata di passione per i pendolari in Veneto. Grandi disagi anche nel Padovano, specialmente nelle tangenziali, nei cavalcavia, nelle rotatorie e nelle strade dei quartieri. Qui ci troviamo a Brusegana, dove le misure messe in campo da Palazzo Moroni sono state totalmente inutili. Il quartiere è stato ricoperto da una folta coltre bianca e nelle strade le auto transitando hanno compattato la neve formando una spessa e pericolosissima lastra di ghiaccio. Gravi i disagi anche nell'area degli istituti di via Cave e nella zona dell'ospedale ai Colli, dove in molti, come ogni mattina, sono giunti per esami e consulti. Impraticabile quasi ogni strada e chi ha potuto, come questi piccioni, si è riparato a casa. Problemi gravi a causa di una grossa lastra di ghiaccio si sono verificati anche nel cavalcavia all'altezza dell'aeroporto, dove tutti i veicoli, compresi quelli di emergenza, hanno dovuto prestare particolare attenzione. Impraticabile in mattinata anche la viabilità ciclopedonale. Sfishamber Channel News, zona Brusegana, Padova.